Siamo in quel di Ponte Crepaldo con il direttore generale Giuseppe Camerin e parliamo di questa società che è salita dalla terza categoria quest'anno e che sta veramente facendo le cose in grande. Sì, buonasera a tutti gli sportivi, intanto vi ringrazio della proposta di avvicinarci perché sappiamo quanta importanza c'è che si parli di calcio e si parli soprattutto dove ci sono idee e volontà per poter lavorare in questa maniera, nonostante i tempi economici siano quelli che sono, lo sappiamo tutti quanti, e per cui si ripercuote sicuramente il momento economico italiano anche nel mondo dello sport, però sia sicuri che con idee e collaborazione noi intraprenderemo un progetto molto importante che andrà a raccogliere tutto quello che è il litorale per quanto concerne lo sviluppo calcistico, litorale che parte da Cassavio, per capirci, fino a Bibione, entrando anche nel Portogruarese e anche nel San Donatese. C'è un'idea molto importante, stiamo collaborando anche con le autorità politiche e sportive, abbiamo delle società professionistiche che sicuramente, sapendo quello che è il nostro pedigree sportivo, si sono avvicinate e subito ci hanno dato l'opportunità di poter collaborare e di poterci offrire tutto quello che è il loro know-how sportivo. Noi naturalmente collaboreremo sicuramente perché questo fa parte di un progetto di crescita, perché dovremo creare una cultura sportiva di un certo tipo per poter ambire a dei risultati importanti sia nel settore giovanile e sia nella prima squadra. Amministrazione comunale perché c'è un problema struttura evidentemente. Sì, sicuramente c'è un problema di strutture, di impianti, ma che sicuramente nei primi colloqui che abbiamo avuto hanno dato fin da subito la disponibilità, insomma, a venire incontro a quelle che sono le esigenze della comunità. Mister Geretto, questo Ponte Crepaldo dove può arrivare? Ma questo Ponte Crepaldo è ancora un po' presto per dirlo, non saprei dove possiamo arrivare. Il potenziale secondo me è elevato da poter rientrare nelle candidate nelle prime 5, ma aspettiamo di avere la rosa completa che è di 23, poi quando avremo la possibilità di lavorare tutti assieme potremo capire veramente dove possiamo arrivare. Ecco, un campionato, quello di seconda categoria, che sicuramente si presenta molto equilibrato, eccetto magari un paio di formazioni, vedi Bibione, il resto sono tutte abbastanza sulla stessa linea. Sì, sono d'accordo, penso sia come hai detto tu, un campionato molto equilibrato, non c'è proprio una squadra che secondo me possa prendere il largo, sarà veramente molto difficile ogni domenica battagliare per portare a casa quelli che sono i 3 punti, ma condivido, sarà veramente un campionato molto duro.